Eccoci qua a Cividale del Friuli per parlare del Cammino Celeste assieme a Giuseppe e Aurelio, due dei 7 fondatori del Cammino Celeste. Bene, allora ci troviamo proprio qui davanti alla bacheca che è stata recentemente montata sul Cammino Celeste, una bella bacheca, Cammino Celeste a 220 km. Ed ecco qui il suo bel percorso in 10 tappe più un prologo. E qua si parte dall'isola di Barbana come prologo per arrivare ad Aquileia, 18 km circa. E poi da Aquileia abbiamo la partenza ufficiale come sede anche dell'antico patriarcato. E la prima tappa si giunge ad Aiello del Friuli. Da Aiello del Friuli, passando per il Colle di Medea, si arriva a Cormons, quindi seconda tappa, e da Cormons si sale sul monte Quarin, si prosegue nel bosco e poi su e giù per le colline del Collio per giungere sull'altezza della collina 680 metri di Castelmonte. L'arrivo quindi della terza tappa. Ecco, perché il dislivello lo vediamo anche qua sopra, no? Sì, e infatti qua vedete tutto il dislivello del Cammino Celeste. Pensate che ci sono 6.000 metri di salite e 3.000 metri di discese, quindi su e giù per le colline e per le montagne del nostro bel Friuli, a confine con la Slovenia, luoghi sconosciuti anche ai friulani e selvaggi, se posso anche aggiungere questo. Wild, come si dice, no? Sì, ecco, quindi da Castelmonte si scende giù fino a Purgessimo su una bella strada bianca per giungere a Cividale, la perla della nostra regione. Che qui vediamo anche il fondatore, no? Che è Giulio Cesare. Ecco, abbiamo anche una storia in questo caso dell'impero romano, insomma, no? E da Cividale poi si sale nei boschi, no, per giungere in un paesino sperduto ma straordinario e bellissimo di 50 anime che è Masarolis. Da Masarolis si prosegue sempre per le colline a confine con la vicina Slovenia, tutti boschi, e si giunge a Montemaggiore passando anche in un posto straordinario che sono le sorgenti del Natisone. Sì, che ricordiamo che sono Rio Bianco e Rio Nero, no? Partono da Rio Bianco e Rio Nero, ma fa più effetto il Natisone più conosciuto. Ecco. Il fiume Natisone che poi va in Slovenia, rientra in Italia, quindi ha una sua storia particolare che passa anche qua per Cividale. No? Quindi da Montemaggiore abbiamo il Rifugio Ana. Il Rifugio Ana si va su a 1500 metri, un posto bellissimo che si riesce a vedere le montagne ma anche buona parte della pianura. Che ci troviamo nel parco naturale della regionale, no? Quindi delle Prealpi Giulie. Qui siamo in comune di Taipana. Adesso abbiamo anche fatto una tappa, una variante per chi non vuole salire a Rifugio Ana, raggirando il Gran Monte per arrivare poi in Valtorre, dove si può anche dormire, e da lì si giunge poi a Prato di Resia, quindi settima tappa, Prato di Resia, no? Che è diventata anche santuario dall'anno scorso, la chiesa di Maria Assunta di Prato di Resia. Ecco, questa è una novità, no? Che però si può trovare sul vostro sito, no? Che ricordiamo l'indirizzo www.camminoceleste.eu, molto seguito perché da quest'anno abbiamo proprio circa 300 visualizzazioni giornaliere, quindi non da poco, essendo anche un progetto abbastanza giovane. E da Prato di Resia si sale in Sella Segata per scendere giù a Dogna, quindi arrivo dell'8ª tappa. Poi si prosegue su tutta la Val Dogna, si passa al Rifugio Greco e si scende giù a Valbruna o a Camporosso, quindi ad alloggiare come penultima tappa, quindi nona tappa del Cammino Celeste, riservandosi la antica salita del sentiero del Pellegrino per giungere su fino al Gran Monte, dove c'è la meta del nostro cammino. Bene, grazie.